qui si sta, dicevo, questa è un'azienda dove si fanno sperimentazioni anche avanzate e tutti potete venire a vederle ed è un'occasione per capire anche ovviamente qual è l'innovazione ma anche gli errori, perché è chiaro che non sempre tutte le innovazioni e le sperimentazioni vanno a buon fine, ma anche sbagliare significa in qualche maniera avere un'informazione in più. Certo, e soprattutto i confronti che si fanno tra quello che normalmente si fa in campagna e quello diciamo innovativo ci permette di capire anno dopo anno anche come migliorare la tecnica e come capire quelle che poi magari sono gli investimenti in semi per metro quadro migliori nelle diverse zone degli appezzamenti. Non abbiamo terminato qui, ma linea subito a Lorenzo Benvenuti, vai! 2, 1, via. Ecco, Sumitomo Chemical, siamo qui in compagnia di Andrea Polo, questa è un'azienda giapponese che ha avuto un'idea, diciamo, originale, ce la racconti? Sì, buongiorno a tutti, sono Polo Andrea e seguo la parte tecnica appunto per quanto riguarda Sumitomo. Sumitomo è un'azienda nipponica che è già presente nel mercato italiano in quanto produce sia prodotti per la protezione che per la nutrizione delle piante e da quest'anno, come si può osservare, un sistema di irrigazione completamente innovativo. Un sistema di irrigazione che si chiama Sumisansui. Sumisansui è una manichetta a base di un polimero molto pregiato plastico. Quindi non è un sushi e non si mangia? No, assolutamente no, è una manichetta praticamente dove nella parte superficiale con un sistema brevettato al laser nipponico sono stati effettuati dei fori che permettono praticamente una irrigazione sovrachioma. Le caratteristiche del sistema: abbiamo un sistema che appunto lavora con delle pressioni medio-basse, vedete come in questo caso può lavorare. Ecco, mostriamo a chi ci segue, indica il manometro. Il manometro arriva a 2 bar, che è praticamente la fetta, il range minimo per il funzionamento del prodotto, della manichetta. Deve aumentare se aumenta la lunghezza della manichetta? No, assolutamente no, deve rimanere costante a 2 bar, massimo 2 bar e mezzo. E non c'è bisogno di andare su ulteriormente con la pressione. Quanto lunga può essere la manichetta? La manichetta in questo caso, i due prodotti che è il Sumisansui Greenhouse e il Sumisansui Air Wide, che è uno per serra e uno specifico per campo aperto, entrambi sono lunghi 100 metri. Possono coprire distanze massime di 200 metri purché posizionate praticamente a pettine, non continue, perché continue possiamo avere delle difficoltà per quanto riguarda la portata dei singoli tubi. Ad esempio in questo caso l'Air Wide da campo aperto ha una portata di 1,40 litri al minuto, mentre il Greenhouse può arrivare a una portata maggiore di 2,9 litri al minuto per metro. Quindi per serra è quello che stava riprendendo prima, mentre sì, adesso sta mostrando quello da campo aperto. Questo è da campo aperto. Ecco, il campo aperto, larghezza diciamo di bagnatura, allora, 5x5? Anche qui in questo caso i due prodotti si differenziano in quanto il R-Wide può avere un'apertura complessiva di 8-10 metri, quindi vuol dire 4-5 metri a destra, 4-5 metri a sinistra, mentre per quanto riguarda il Greenhouse può avere un raggio inferiore che va dai 2 ai 3 metri per parte, quindi complessivamente 4-6. Ecco, quindi un sistema di microaspersione perché di fatto simula una pioggia, sì, però una pioggia molto bassa e anche molto leggera, molto tenue. Sì. Vediamo quali culture tu vedi bene questo sistema. Allora, è un sistema che si presta molto bene per le colture, sia pieno campo in serra, colture che necessitano, che magari hanno difficoltà di emersione, quindi con un seme particolarmente piccolo, e appunto fanno fatica ad emergere qualora si formi la crosta superficiale per magari un sistema di irrigazione con pioggia più battente. Quindi con questo sistema abbiamo la caratteristica di effettuare un effetto molto soft della pioggia e quindi evitare la formazione della crosta. Certamente, un altro aspetto interessante è per il microclima che va a formare, cioè tende ad abbassare. Noi adesso non lo facciamo perché abbiamo un microfono, ma entrare dentro sarebbe molto piacevole, no? Perché noi potremo, anzi quasi quasi, perché diciamo lì l'aria è molto più fresca, quindi ha questo effetto mitigante. Ritornando alla domanda precedente delle colture, si presta molto bene per tutte quelle ortaggi a foglia, per le ombrellifere fattice, carota e anche finocchio, possiamo avere le crucifere tutte,
Può essere utilizzato anche per quanto riguarda alcune tappeti erbosi e anche in vivaio. E l'altra caratteristica che forse prima non ho detto dei due tubi è la possibilità di riutilizzare più anni per diverse stagioni i tubi, proprio perché la qualità del polimero permette il riutilizzo per diversi anni. Quindi anche un impatto ambientale inferiore rispetto alle classiche manichette usa e getta di un anno. Domanda che non ti aspetti, costo indicativo a metro quadro? Cioè, scusa, a metro lineare? A metro lineare non abbiamo nessun tipo di costo, perché di prezzo indicativo, perché è completamente una novità del 2021 che praticamente è stata importata direttamente dal Giappone. Contiamo di avere un listino prezzi e anche dei dati anche tecnici importanti, come ad esempio la capacità di distribuire l'acqua, l'efficacia di distribuzione dall'inizio alla fine della manichetta per ottobre-novembre. Molto bene, quindi ci rivediamo il prossimo anno. Grazie mille Andrea.